Salve a tutti, la società moderna si interroga sui temi del welfare e dell'assistenza ed è proprio su questi temi che Federsolidarietà ha deciso di riflettere nell'ambito della sua assemblea annuale in compagnia del professor Mauro Magatti e supportato dal presidente di Federsolidarietà regionale Luca Fontana. Li abbiamo sentiti proprio su questi temi. Professor Magatti, ci spiega secondo lei qual è il ruolo preciso, importante delle cooperative sociali? Le cooperative sociali sono, come dice il nome, dei costruttori in un contesto che è molto spinto dal lato della competizione. Sono dei costruttori di legame, di rapporti, di realizzazioni di servizi e di modi di vivere, di modi di abitare che non sono disponibili nelle altre forme del mercato capitalistico. Sono una strada complementare e importante che sviluppa sensibilità che altrimenti non sarebbero ugualmente importanti. La cooperazione sociale mi pare molto impegnata sul tema del welfare inclusivo. Quali sono i temi su cui si sviluppa questo lavoro? Il welfare negli ultimi decenni è diventato un welfare performativo e individualistico, cioè domande individuali a cui si dovrebbe soddisfare con sempre più servizi, sempre più veloci. Se la cooperazione segue questa strada diventa semplicemente un fornitore esterno di servizi e muore. Quindi si tratta di aprire una stagione di innovazione, di cacciare le classi dirigenti che estraggono risorse e provare a fare qualcosa di nuovo. Ecco, professor Magatti, su questo tema, secondo lei, la sua esperienza, quali sono le linee di sviluppo su cui dovrebbe camminare la cooperazione sociale, in particolare magari in questa regione, se ci sono delle specificità? In questa regione come altrove la domanda che viene dal popolo è una domanda di legame sociale. Il legame sociale non si fa parlando e facendo prediche sulla cooperazione, ma realizzando nuovi servizi, in particolare creando valore intorno ai beni comuni, che sono ciò che ci manca per aumentare il nostro benessere e la nostra capacità di essere competitivi. Dunque un inserimento forte, un legame sempre più forte con le comunità locali? Sì, laddove sei capace sì, diventando soggetti non di distruzione di valore ma di creazione di valore. E che significa creazione di valore? Vuol dire non appropriarsi di risorse ma moltiplicarle. Presidente Fontana, con quali numeri Federsolidarietà si è presentata all'appuntamento assembleare di quest'anno? Si è presentata con dei numeri in crescita in questi 10 anni. Siamo giunti a 177 cooperative, oltre 7.000 soci lavoratori, oltre 7.000 dipendenti, 400 e più soci svantaggiati assunti, un numero importante di soci volontari. Un fatturato di oltre 230 milioni di euro, direi dei numeri di tutto rispetto che dimostrano in sé un'economia importante, una crescita importante e il fatto che il cooperatore sociale in Friuli Giulia investe su questo territorio e investe in tutta una serie di elementi importanti. Riforma del terzo settore, sostegno al welfare, difficoltà di inclusione delle persone svantaggiate, tutti temi di grande attualità. E quali sono gli strumenti che la cooperazione sociale pensa di mettere in atto per affrontare in maniera efficace queste nuove emergenze? Partiamo da un elemento importante, la persona. Federsolidarietà vuol rimettere al centro la persona. Se non rimettiamo al centro la persona, tutti questi strumenti non avranno futuro. Allora rimettere al centro la persona, la relazione tra le persone, allora il nuovo codice del terzo settore, il forum, la relazione con la regione e quant'altro avrà senso in una costruzione di futuro. Se noi non mettiamo al centro la persona, mettiamo al centro i numeri, che sono importanti ma sono aridi e non ci danno un futuro. Le persone, le comunità, cosa vi chiedono oggi come cooperatori? Di ritornare cooperatori sociali, di ritornare a reinvestire, di ritornare a pensare a un sistema che sia sostenibile, a ritornare a pensare a delle relazioni che sono cambiate necessariamente negli anni
e ritornare a fare, ad essere nelle comunità e quindi attraverso questi elementi a rispondere ai nuovi bisogni, nuovi e vecchi bisogni, ma ritornare a porsi all'interno di queste dinamiche, di queste relazioni come soggetto attivo e che investe e che genera sviluppo nelle comunità.